È il primo passo per la Via del Mare, superstrada a pagamento che collegherà l'autostrada A4 fino alle spiagge del litorale di Jesolo, opera attesa da anni per alleggerire il traffico e rendere più accessibili le mete più gettonate dell'estate turistica veneta. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha sottoscritto il contratto con il Consorzio Stabile SIS Via del Mare SpA che si è aggiudicato il project financing. L'opera partirà dal casello di Meolo della A4 e congiungerà il comune di Jesolo fino alla rotatoria della Frova. È un impegno che abbiamo identificato anche nel piano regionale dei trasporti, dobbiamo permettere e migliorare l'accessibilità. Questo è un progetto che arriva dal passato, io l'ho ereditato di tutti i proget che erano in piedi in Regione Veneto, è l'unico di fatto che sta andando avanti perché è l'unico su cui non sono messi in discussione i flussi di traffico. In fondo i flussi di traffico abbiamo visto negli anni che sono sostanzialmente aumentati. La strada sarà una superstrada a pagamento, il costo sono 19 km, sarà di 2,50 €, quindi un costo assolutamente contenuto di 2,50 € per la sua percorrenza. Il prossimo 23 febbraio la vicepresidente De Berti convocherà tutti i sindaci interessati dalla superstrada, mentre slitta l'incontro con i 5 sindaci di altrettanti comuni, Fossalta di Piave, Meolo, Monastier, Roncade e Silea, i quali hanno presentato ricorso contro l'opera, non condividendone l'impatto o gli attraversamenti dei diversi territori. I sindaci che hanno fatto ricorso sono in parte, a parte Meolo, in parte un po' una opposizione anche politica per diciamo che non vengono viste bene nuove infrastrutture. Nel caso di Meolo, che posso condividere la preoccupazione del sindaco Pavan, è che cosa succederà con il traffico che attualmente percorre la Treviso Mare, da domani si troverà una strada a pagamento. Però da questo punto di vista abbiamo sempre assicurato al sindaco che avremmo fatto tutti i monitoraggi dei flussi di traffico, abbiamo già dato incarico a Veneto Strade perché ovviamente faccia il monitoraggio di quelli che sono i flussi di traffico oggi, li monitoriamo in modo da poter anche progettare e nel corso della progettazione adottare tutte le attenzioni necessarie, quindi mi sento veramente di tranquillizzare tutti i sindaci. Lo sviluppo della progettazione verrà fatta al di là del ricorso, ovviamente che l'incontro con i sindaci ricorrenti è stato posticipato, ma andiamo comunque avanti, ovviamente il confronto col territorio non verrà a mancare da questo punto di vista e credo che anche questa sia una bella partita che verrà chiusa dopo decine di anni che se ne parla.